Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti qua, e voglio ringraziare tutti i ragazzi della lista di Venezia. Io vi voglio dire una cosa: l'importanza, vi voglio far comprendere fino in fondo, delle liste che si presentano nei comuni. Le liste sono formate da persone che hanno deciso di metterci la faccia, che hanno voglia di partecipare, che hanno voglia di cambiare, e se non ci fossero loro non potremmo mai noi essere in Parlamento e fare la lotta che facciamo ogni giorno, perché è il senso della rete, di una comunità che partecipa e cerca di lavorare insieme per portare i temi che ci stanno a cuore a tutti quanti. Per esempio, c'è un referendum che a me sta molto a cuore, ed è il referendum quello che abbiamo vinto, e l'hanno vinto tutti i cittadini italiani, sull'acqua pubblica, e i comuni sono fondamentali per l'acqua pubblica, e noi abbiamo deciso come italiani che l'acqua deve rimanere pubblica e non vogliamo una gestione privata. L'avete votato tutti questo referendum, abbiamo vinto più del 90%. E adesso che succede in Parlamento, nelle regioni? Succede che ignorano il referendum sull'acqua pubblica, come hanno ignorato il referendum sui finanziamenti pubblici ai partiti, e hanno introdotto il giorno dopo i rimborsi elettorali. E allora un Parlamento dei partiti che ignorano l'istituto di partecipazione più grande che c'è in un paese, che è quello dei referendum, che Parlamento è? Che partiti sono? Significa che questi signori sono eversivi, sono sovversivi, danno agli altri sempre degli anarchico-insurrezionalisti, ci dicono che siamo sovversivi, che non ci comportiamo bene, e poi quando c'è da applicare la Costituzione della Repubblica Italiana con il referendum non lo fanno e si voltano dall'altro lato. Io mi sono anche molto scocciato di tutte le persone che ci dicono non cambierà mai niente. Che cosa avete fatto in Parlamento? Abbiamo fatto l'impossibile e sta cambiando il paese. Vi faccio un esempio, ritorno ai rimborsi elettorali. Nel 1993 il popolo italiano ha detto no al finanziamento pubblico ai partiti. Nel 1994 hanno fatto una legge che si chiama rimborsi elettorali, e la legge a modo loro: i rimborsi elettorali. Io spendo 100 e prendo 500. È un rimborso molto atipico, e negli anni si sono autodati milioni e milioni di euro, e quando siamo entrati in Parlamento noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, e ci guardavano come se fossimo degli alieni. Rinunciate a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? Impossibile. Invece l'abbiamo fatto, e li abbiamo spinti in tutti i modi a fare una legge col governo Letta, che è la legge del 2 per 1000 di finanziamento pubblico tramite la dichiarazione dei redditi ai partiti. Che cosa succede? Che nel 2014 i cittadini italiani decidono di dare col 2 per 1000 ai partiti politici 300.000 euro invece dei soliti 100 milioni di euro che si davano. E il PD nel 2014 ha ricevuto 199.000 euro, e probabilmente nel 2016 riceverà 80.000 euro, nel 2017 30.000 euro e nel 2018 zero. E siccome il PD è una banca e non è un partito politico, perché si comportano da banche, se alla banca gli levi i soldi probabilmente la banca chiuderà. E quindi vi do una notizia, non la dite a nessuno: nel 2018 il Partito Democratico chiuderà. E infatti che cosa sta succedendo? Una cosa incredibile. Oggi il Fatto Quotidiano titolava che stanno cercando di fare una legge per ritornare al finanziamento pubblico ai partiti, perché non possono farne a meno, perché non conoscono e non la sanno più fare la politica che cammina sulle gambe delle persone, la politica che cammina senza scorte e senza auto blu. Io avrei diritto alle auto blu, non le hanno mai usate in vita mia, avrei diritto a un altro, come presidente di commissione di vigilanza, un altro stipendio, ci ho rinunciato, 26.000 euro all'anno. La commissione bicamerale di vigilanza, oggi possiamo dire che la commissione più trasparente del Parlamento italiano è quella che spende di meno e quella che produce di più. Dati Camera dei Deputati del 2015. È cambiato tutto, e queste persone lo devono capire, che la politica è fatta dalle
persone, dalla partecipazione, dalla condivisione delle idee, è fatta dalle liste che si mettono in gioco e cercano di portare un programma, è fatto da quei consiglieri comunali che vanno in comune, che prendono pochi soldi e cercano di dare quello che sanno fare alla propria collettività. Ritorno alla comunità, alla solidarietà, ed è per questo che stiamo lottando e lotteremo fino all'ultimo giorno per il reddito di cittadinanza, perché se sei in Parlamento la prima cosa che devi fare è aiutare tutte le persone che in questo presente sono in difficoltà, e il reddito di cittadinanza è una misura economica che va a impattare su queste persone, che significa aumento della domanda interna, perché significa beni, economia reale, beni e servizi reali, crescerebbe immediatamente la domanda e aiuteremo anche le piccole e medie imprese. E non è una misura assistenzialista, è una misura che garantisce alle persone che si sentono abbandonate un futuro, un presente più dignitoso. È un diritto avere il reddito di cittadinanza, ce l'ha tutta Europa e ce lo chiede l'Europa solo quando fa comodo a loro. Ce lo chiede l'Europa di dare i soldi alle banche, come il decreto IMU Banca Italia che abbiamo dovuto dare con un decreto 7 miliardi e mezzo alle banche invece che alle persone, alle banche che non prestano più i soldi alle famiglie e alle imprese ma fanno investimenti finanziari, e quindi c'è un'altra economia, un'economia di speculazione che va nella finanza e arricchisce pochi ai danni di tutto. Ed è per questo che c'è un altro progetto di legge del Movimento 5 Stelle che dice: basta, separiamo le banche finanziarie dalle banche commerciali, quelle che fanno impresa, quelle che fanno e aiutano le famiglie, che fanno i prestiti veri. E l'avete mai sentito? Avete mai sentito in qualsiasi paese del mondo che con gli stipendi dei parlamentari, gli stipendi dei politici, gli stipendi della casta si aiutavano le piccole e medie imprese e le famiglie in difficoltà mettendole in un fondo che si chiama Fondo del Microcredito, e in 2 anni abbiamo restituito su questo fondo 10 milioni di euro dei nostri stipendi parlamentari. E c'è un signore lì che mi dice: io l'ho preso e sono orgoglioso di dire che questo movimento insieme a tutti i cittadini restituisce soldi per aiutare le persone. Questo è il senso del Parlamento, questo è il senso della centralità del Parlamento, e questa è l'emozione che mi dà quando riesco a votare queste leggi. Ma anche per fare la cosa più semplice del mondo, restituire gli stipendi, diventa con queste persone la cosa più difficile, e per creare il conto corrente dove restituire i fondi abbiamo dovuto dormire 2 giorni e 2 notti fuori il Ministero dell'Economia per chiedere al Ministro di aprire il conto corrente. E il mondo all'incontrario: chi ruba lo fa per legge e chi vuole restituire deve protestare fuori il Ministero dell'Economia. È il paradosso di un paese all'incontrario, è il rovesciamento della piramide. Non è possibile. Io ve lo chiedo proprio di cuore: quando sentite gli annunci di Renzi, di altri, dei tweet, andate sempre a vedere poi le leggi, cosa c'è scritto. Noi lo divulghiamo in tutti i modi, e allora vi faccio un esempio chiaro, chiarissimo. Renzi, come il Movimento, ha detto per 1 anno e mezzo che voleva levare i partiti dalla RAI, il governo dalla RAI, la politica dalla RAI. Io ho detto: bene, ci troviamo su questo punto, scriviamo la legge. Noi scriviamo la nostra legge che mira a quell'obiettivo, perché se tu ti poni un obiettivo, scrivi la legge per raggiungere quell'obiettivo. E con la legge del Movimento 5 Stelle, ovvero la riforma della governance della RAI, ci siamo riusciti, è perfetta la procedura e porta persone indipendenti, competenti e onorabili ad amministrare la principale azienda culturale del paese. Renzi presenta il suo disegno di legge governativo, che ancora non è al Senato nemmeno, è un po' perso nell'etere, però prende una bozza e nel disegno di legge governativo c'è scritto questo: i consiglieri di amministrazione della RAI saranno 7, 2 tra cui l'amministratore delegato con pieni poteri sarà scelto dal governo, ovvero da Matteo Renzi. Gli altri 2 saranno scelti dalla Camera dei Deputati con un voto a preferenza unica, il che significa che col Porcellum, e quindi questo premio di maggioranza abnorme, la Camera dei Deputati può nominare solo la maggioranza, altri 2 consiglieri della RAI, e siamo a 4, è già la maggioranza. 2 al Senato, la stessa procedura, quindi probabilmente arriveranno a 6, e 1 tra i dipendenti RAI, che probabilmente sarà un dirigente vicino a Renzi che diventerà consigliere. La legge, che più una legge si potrebbe chiamare Occupy RAI, perché è chiaro,
fa l'unplane e quindi sovverte quello che Renzi ha detto durante la conferenza stampa, sovverte quello che Renzi ha detto twittando. E allora dobbiamo sempre comprendere le parole, dobbiamo sempre andare oltre le parole, perché oggi le parole così come sono non significano più niente. Che cosa significa termovalorizzatore? È un inceneritore. Che cosa significa finanziamento pubblico ai partiti? Sono i rimborsi elettorali. Ci truffano con le parole, col linguaggio, con quello che dicono. Vogliono intendere una cosa e lo dicono con un linguaggio diverso. Noi a questo dobbiamo dire basta, dobbiamo andare oltre la visione di quello che vediamo, oltre la visione di quello che ascoltiamo. Dobbiamo essere più presenti a noi stessi sulle cose. Non possiamo credere a tutto quello che noi... La legge elettorale. Allora, il disegno sulla legge elettorale. La legge elettorale creerà un partito unico all'interno della Camera dei Deputati, visto che il Senato in parte delle sue funzioni sarà abolito. Ci saranno le liste bloccate, perché il primo nella lista sarà scelto dal segretario dei partiti e se vi fate un calcolo più della metà del Parlamento avrà un listino bloccato. Un listino bloccato. Noi l'abbiamo presentata, ne parliamo dopo, però noi l'abbiamo presentata. La nostra legge è presentata, è in prima commissione affari costituzionali alla Camera dei Deputati. È una bugia questa, quindi non c'è problema. Non c'è problema. Su questo non c'è problema. Dopo possiamo... la verità è che è presentata, punto. Questa è la verità. Poi ci sono gli atti, punto, che è presentata. È stata... E quindi ci truffano con le parole, ci truffano con la comunicazione. Se voi vedete oggi un comportamento stile la candidata qui alla presidenza della regione, la Moretti, ma voi vi siete mai chiesti che mestiere fa la Moretti? Cioè la Moretti fa la candidata per mestiere ed è normale che faccia la candidata. Nel 2013 era con noi in Parlamento, poi elezioni europee, si candida al Parlamento europeo e viene eletto al Parlamento europeo, mentre al Parlamento europeo sta facendo la campagna elettorale qui in Veneto come presidente della regione. Ma è normale un comportamento così? Noi crediamo a questa politica, a questo modo di fare, e allora anche noi potevamo candidare gente con una faccia un po' più famosa, visto che oggi ce l'abbiamo in Campania, in Veneto, in Liguria, ma non lo facciamo perché noi abbiamo avuto un mandato e vogliamo lavorare in Parlamento per quel mandato che abbiamo avuto e vogliamo portare a termine tutte le leggi che abbiamo fatto, che vogliamo fare. Questa è la serietà, l'onestà, la meritocrazia, non sono parole, sono fatti. E allora per me non è possibile dare credito a persone che un giorno sono parlamentari europei e il giorno dopo vogliono essere presidenti della regione. La carriera o le facce per prendere voti devono andare fuori dalla politica, così come i soldi. In questo consiglio regionale tutti parlano dicendo come la Moretti va in giro e dice che vuole dimezzare gli stipendi, dice che vuole con una legge abolire i vitalizi. È chiaro che sono bugie, perché per rinunciare agli stipendi o abolire i vitalizi, come ha fatto il Movimento 5 Stelle e come abbiamo fatto noi in Parlamento, non c'è bisogno di una legge, c'è bisogno di non prendere i soldi o di restituire i soldi, non ci vuole niente. E se vuoi essere coerente, prima fai così e poi proponi la legge. E noi così abbiamo fatto. In ufficio di presidenza l'hanno bocciata tutti i partiti la legge sulla riduzione degli stipendi parlamentari. E allora è un mondo così che non si comprende più. Che senso ha questo Parlamento? Che senso ha l'elezione del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera? Abbiamo imparato delle parole nuove con questi Presidenti di Camera e Senato, con questa maggioranza. Voi ve le ricordate? Abbiamo imparato tagliola, ghigliottina, canguro, super canguro. E non è uno show, è il Parlamento. E che cosa significa
ghigliottina, tagliola, significa che l'opposizione all'improvviso non può parlare più, ed è quella che per la prima volta nella storia ha applicato la Boldrini alla Camera dei Deputati durante l'approvazione del decreto IMU Banca Italia che regalava i 7 miliardi e mezzo alle banche, e noi siamo andati lì arrabbiatissimi perché avevano messo la tagliola su un decreto legge che già non ci doveva essere. Abbiamo occupato i banchi del governo e ci hanno detto: sovversivi, eversivi, non vi sapete comportare in Parlamento, perché se ci rubano il portafoglio, se qui passano dei ladri e ci rubano i soldi, non li rincorriamo. Come li dobbiamo rincorrere questi ladri? Scusi, le volevo dire una cosa: siccome mi sta rubando 7 miliardi e mezzo di euro, potrebbe restituirli o ne discutiamo nella commissione competente senza mettere per favore la ghigliottina o la tagliola? Secondo voi la risposta qual è? No, tagliola, boom. E questo è il Parlamento, purtroppo è questo il Parlamento. Un Parlamento che a volte non conta più perché le decisioni sono già prese altrove. Vi faccio l'esempio: durante l'approvazione della legge finanziaria, la legge di stabilità, fuori la commissione bilancio ci sono un sacco, tantissimi lobbisti di tutte quante le aziende importanti, non le aziende piccoli e medi imprenditori che sono l'ossatura economica del nostro paese, i grandi imprenditori, i ricchi del paese, e cercano di farsi inserire emendamenti su emendamenti, e i partiti li stanno ad ascoltare, in molti casi ci riescono e li inseriscono, e allora siamo stati i primi a chiedere una moratoria su queste persone e dire: com'è possibile che riescono a entrare nella Camera dei Deputati impunitamente, fuori la commissione bilancio, e fare lobbying e fare pressione. E per la prima volta abbiamo registrato una conversazione tra un lobbista e uno del PD. Il lobbista si chiamava Tivelli, l'abbiamo denunciato alla Camera dei Deputati e l'hanno per forza dovuto cacciare fuori, quando era da 10 anni che era lì dentro a fare lobby. E poi dite che non è cambiato niente, ci dicono: non è cambiato niente, sta cambiando tutto. 5 anni fa io mi sono candidato a presidente della regione Campania in un esperimento che era quello del Movimento 5 Stelle e non c'era nessuno. Giravo la regione, andavo su tra le montagne nel Sannio, a Benevento, scendevo nell'Irpidia, andavo a Napoli e dicevo: possiamo farcela a cambiare. La gente rideva, portavo i progetti in comune e ci cacciavano. Un giorno mi cacciarono dal Consiglio Comunale di Napoli perché volevo chiudere le discariche, che era quel grande business tra camorra, imprenditoria e politica, e la magistratura dopo ci ha dato ragione su tutto con le inchieste. E quel giorno sono stato cacciato dal Consiglio Comunale di Napoli. Mi hanno accompagnato giù, i vigili mi chiusero la porta in faccia, io promisi e gli dissi: non è finita qui. E non deve essere finita qui per nessuno. Dobbiamo continuare con il fiato sul collo sui comuni, dobbiamo continuare a partecipare, a votare le liste, a pretendere l'acqua pubblica, a pretendere l'applicazione del referendum, a pretendere che i nostri soldi non siano sperperati. Oggi siamo andati oltre la corruzione. La corruzione nel nostro paese non esiste più, non c'è più. Voi pensate che ancora ci sia la corruzione? Chi corrompe è insieme al corrotto, è un sistema, è una grande alleanza dove si mettono a un tavolo solamente per decidere come spartirsi e dividersi quei soldi. E non sono parole al vento, si chiamano Expo, si chiama Mafia Capitale, si chiamano le discariche, commissariamenti a Napoli dell'emergenza, si chiamano le emergenze dei terremoti, si chiama Mose. E allora dobbiamo ancora tutti continuare a pagare le tasse per darle a queste persone e far denaro denaro pubblico nelle tasche di pochi ai danni della collettività. Ma io non ci sto più, io mi ribello, ed è per questo che mi sono candidato, ed è per questo che non me ne frega niente dei soldi, dello stipendio, perché ci crediamo, perché ci credo. E se ci crediamo tutti, questi scompaiono in un giorno e ci riprendiamo un paese che è meraviglioso. Questo Veneto è straordinario. Sono andato a Belluno, sono andato a Dolo, a Mira, a Spinea. Oggi qua chiudiamo più o meno questo tour di 3 giorni. Sono andato a visitare il palazzo della Rai a Venezia in visita ufficiale. Avete delle cose straordinarie, e le dobbiamo consegnare a chi? In parte a Galan, che è presidente ancora della Commissione Cultura ed è agli arresti domiciliari e prende lo stipendio da presidente di commissione e da parlamentare, e prende anche il vitalizio. E quando noi proponiamo la legge per abolire la vitalizia ai condannati, votano no. Li dovete mandare a casa definitivamente tutti.
non se ne salva nessuno, perché è un sistema e grazie a voi che state raccogliendo le firme che quel sistema si romperà, perché già si sta rompendo, vi vogliono fare credere di no, ma invece sì, perché io lo vedo, lo stiamo costruendo ogni giorno, lo vedo anche nei funzionari della Camera che ci guardano un po' come gli alieni perché li trattiamo da persone normali, perché siamo tutti una comunità con chi vuole partecipare anche all'interno della Camera dei Deputati. E allora noi dobbiamo avere un sogno, dobbiamo avere la capacità di sognare, perché chi non vuole sognare e non vuole sperare non deve affossare i sogni degli altri, perché noi ce li stiamo andando a riprendere tutti e glieli regaliamo anche a chi non vuole più sognare, a chi dice che non cambierà niente. Eravamo pochissimi nel 2005 e pochi nel 2010, oggi siamo una moltitudine, stiamo crescendo, loro sono una sorta di oleogramma del passato, noi siamo invece una proiezione nel presente del futuro. È chiaro, ma è chiarissimo, cioè io ho una visione che si realizzerà, che era la stessa che già vedevo nel 2005, ma queste persone quando sono al governo com'è possibile che non parlano di piano energetico nazionale? Ma avete visto che questo gazebo è alimentato dai pannelli fotovoltaici che sono lì? Ma non è cambiamento questo, il cambiamento è mentale rispetto anche alla tecnologia. Noi non dobbiamo più avere una centrale che produce 1 milione di kilowatt per una città, dobbiamo avere 1 milione di cittadini che risparmiano o producono 1 kilowatt e lo distribuiscono in rete tra di loro. E allora dobbiamo pensare alla sovranità, all'autosufficienza energetica, sovranità monetaria, sovranità democratica, dobbiamo ristabilire le priorità e i valori all'interno del Parlamento e del Paese. È questo che dobbiamo costruire, sono nuovi temi, nuove cose. E allora se ci sono delle persone che la notte, come ladri, mettono una seduta a fiume per cambiare la Costituzione e ci costringono agli interventi a mezzanotte, all'1, alle 2, alle 3 di notte, ci alterniamo pur di non lasciarli un solo attimo, con tutte le persone che seguono i video. E vi do un dato: da quando siamo noi in Parlamento, il Parlamento è seguito con click da milioni di persone. Nella scorsa legislatura erano poche decine di persone, lo stiamo aprendo e lo stiamo rendendo trasparente a tutti, bisogna solo guardare. E io non ce la faccio neanche più a volte qui in Veneto sentire girare, ero a Rovigo, c'era Salvini a fianco vicino, e allora io dico: Salvini che va e parla a furor di popolo come se fosse popolo, una persona che prende 15.000 euro al mese dal Parlamento europeo e si fa la campagna elettorale con 15.000 euro al mese con i soldi dei cittadini, e non critica i 67 milioni di euro che i leghisti prendono come vitalizi e poi criticano la casta quando loro sono casta. A me l'ipocrisia è quello che mi fa arrabbiare. Io rispetto molto di più i ladri che devono andare a rubare e possono andare in galera, e noi ladri che vanno in Parlamento e si fanno le leggi per non andare in galera. Hanno molto più dignità i ladri che rischiano da quelli che si fanno le leggi a danno della collettività. E allora basta a questa falsa propaganda di Salvini, basta a questa falsa propaganda di Zaia. Ma ne parlo ma proprio per accennarvi, cioè Zaia nell'ultimo suo bilancio previsionale nella regione ha distribuito gli ultimi regali elettorali, ovvero 50 milioni di euro ai danni della sanità del Veneto. È questo che ha fatto Zaia. Gli ultimi 2 mesi ha spostato nel bilancio previsionale 50 milioni di euro e li ha dati a tutti i suoi amici degli amici per riparare il campanile di una chiesa, per dare a quell'azienda tramite l'assessore, tramite il consigliere regionale. E questo così fanno queste persone, così lavorano queste persone. E allora quando arriviamo noi nel Consiglio regionale, quando arriviamo noi qui nel Comune di Venezia, ci sarà lo stesso lavoro eccezionale che sta avvenendo in Parlamento, e quindi fondo del microcredito, reddito di cittadinanza regionale. Sarà un cambio epocale. Io vi chiedo a tutti di avere coraggio, di crederci, di divulgare, di passare la parola, di non mollare un attimo, perché noi ci siamo, al di là della televisione, al di là della radio, al di là di tutto, ci siamo nella realtà. E dopo 2 anni per me venire in piazza libero e posso camminare ovunque, non come Salvini che è scortato puntualmente perché se no lo vogliono picchiare, guardare in faccia ai cittadini perché non abbiamo mai tradito nessuno, per me è un grande onore. E come
siamo entrati a testa alta il 15 marzo del 2013 in Parlamento, davvero a testa alta, da cittadini liberi, in rete con altri cittadini, noi vogliamo uscire da quel Parlamento a testa alta così come ci siamo entrati, e se faremo questo e ci riusciremo per tutti questi 5 anni, vuol dire che alla prossima legislatura entreranno milioni di cittadini in più che saranno il governo di questo Paese, e finalmente ci saremo ripresi la nostra bella Italia che amiamo così nella sua essenza. Io vi dico coraggio e date una mano a lavorare a questo, dateci una mano per lavorare a questo progetto. Davvero grazie e forza, forza. Grande.